Mettiamoci in preghiera perché è Chiesa di Dio questa. Noi siamo venuti per ascoltare la parola del Signore, per farla nostra, farla diventare segno del suo amore attraverso un sacramento che voi riceverete tra poco. Bene, allora chiediamo a tutti di mettere da parte. Fratelli Stefano e Carla sono già figli di Dio, sono già amati dal Signore perché battezzati. C'è una predilezione, un giorno sapremo perché il Signore ha chiamato noi alla vita, perché ci ha fatto dono di tante cose. Un giorno quando saremo nella sua gloria, intanto adesso siamo certi che Dio ci ama. E per ricordarlo e non dimenticarlo, faremo memoria del battesimo, ci portiamo al battistero. Fratelli e sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Stefano e Carla danno inizio alla loro famiglia. Siamo loro vicini con l'affetto, l'amicizia, la preghiera fraterna. Supplichiamo Dio Padre per Cristo Signore nostro, perché li benedica e nella forza dello Spirito li renda un cuor solo e un'anima sola. Facciamo ora memoria del battesimo nel quale siamo rinati a vita nuova. Divenuti figli del Figlio, riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto per rimanere fedeli nell'amore. Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Diciamo insieme: noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Stefano e Carla la veste nuziale della Chiesa. Aspergimi, Signore, con il sopra e sarò purificato, lavami e sarò più bianco della neve. Thank you.
Dio onnipotente, origine fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in noi la grazia del battesimo e concedi a Stefano e Carlo un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgono il dono del matrimonio per Cristo nostro Signore. E ora ci portiamo all'altare e integgiamo la gloria di Dio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello e Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che dall'inizio del mondo benedici come la donna con la grazia della fecondità, accogli la nostra preghiera, scenda la tua benedizione su Stefano e su Carla, tuoi figli, perché nel loro matrimonio siano uniti nel reciproco amore e nell'unico progetto di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora sedete, ascoltiamo la parola di Dio. Deve leggere. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, il mio diletto. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cinghiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso il feriale. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei riti di ubi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. Il mio diletto è per me, e io per lui. Egli mi dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché è forte come la morte e l'amore, tenace come gli inferi e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Parola di Dio. Sia con noi ogni giorno la volontà del nostro Dio. Infonde il mio cuore liete parole, io canto a te il mio poema, la mia lingua e stilo di scriva veloce. Sia con noi ogni giorno la volontà del nostro Dio. Tu sei il più bello dei figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi il potere la spada al tuo fianco, nello splendore della tua onestà ti arriva la sorte. Sia con io ogni giorno la volontà del nostro Dio. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. Ami la giustizia e l'equità dei testi. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Sia con noi ogni giorno la volontà del nostro Dio. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo Signore, prostati a lui.
Da Tiro vengono portando lupi, i più ricchi del popolo cercano il tuo mondo. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. Sia per noi ogni giorno la volontà del nostro Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Il brano del Vangelo si concludeva dicendo che Gesù era uno che quando parlava con autorità, con autorevolezza e non come i loro scribi. Infatti subito all'inizio del Vangelo, quel brano che abbiamo proclamato, diceva Gesù: non ti dice Signore, Signore. Il Signore ce l'abbiamo sulla bocca. Poi bisogna invece essere delle persone che, convinti della parola di Dio, ne fanno tesoro. E tesoro vuol dire cambiare la propria vita. E allora, se il Signore ha detto non ti dice Signore, Signore, vuol dire che oltre alle parole noi dobbiamo andare oltre alle emozioni, alle passioni, che sono doni di Dio. Qui da quanti anni siete fidanzati? 15 anni, 11 anni fidanzati. Ovviamente ci sono state istintività, emozioni, come quelle di cui si parlava nella prima lettura, tratta dal Cantico dei Cantici. E allora lui e lei stanno cercando sempre il desiderio dentro di sé di incontrarsi, di entrare nella vita dell'altro, di cantarne le lodi, di portare il sigillo di questo amore nella propria vita. Sono tutte emozioni grandissime, quasi non ci fossero. Senza le emozioni non andrebbe verso una decisione di vita. E quando ci sono queste emozioni, soprattutto nei primi giorni forse del fidanzamento, uno ha uso tutte le accortezze, le delicatezze, il tatto, la tenerezza. Penso che vi ricordate i primi giorni. Poi dopo 11 anni, uno si siede talvolta anche dentro e comincia a dire: siete voi così solo? Perché poi, invece di supportarci, finiamo con sopportarci. Nella Bibbia si dice, da parte di San Paolo: sopportatevi a vicenda ma con amore, che vuol dire supportarsi. È una lotta continua che dobbiamo fare con noi stessi. Se comunque voi siete giunti qui, domani non potrete mai
oggi voi state dicendo, l'amore è la cosa più bella che ci sia, che Dio abbia inventato. E cosa vuol dire l'amore? La cosa più bella? Vuol dire che io trovo più gioia nel farmi dono a un'altra creatura piuttosto che chiudermi e vivere da solo. Quindi uno oggi lo scopre che io non sono autosufficiente, ma io sono complementare con un'altra persona. È il Signore che mi ha creato così, io ne ho preso consapevolezza, gioisco nel farmi dono all'altra persona. Voi sentite più gioia nel dare che nel ricevere, lo dice anche Gesù, ma lo ha scritto dentro di noi. Bene, tutto questo viene fatto poi addirittura uno si innamora di che cosa? Di una persona che è uguale a sé. Io se sento fascino, lo sento per qualche cosa, per una persona che sta fuori di me e questa persona porta dei doni che io non ho. Quindi oggi noi celebriamo anche il dono della diversità che c'è in ciascuno di noi. Il primo è il dono dell'essere uno. Io faccio spazio perché l'altra persona con me, complementare con me, diventi l'uno di Dio. Qualcosa di stupendo, di grande. E qui oggi voi diventate segno di Dio che è uno solo. E noi celebriamo la sessualità, l'essere uno per voi che vi donate veramente con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto voi stessi, con tutto il tempo che il Signore vi regala. Voi siete ogni istante, notte e giorno, nel lavoro, nel divertimento, ovunque voi andiate, voi siete segno dell'uno di Dio. Ma siete anche segno della diversità che c'è in Dio. In Dio ci sono persone diverse. E oggi voi state dicendo che la diversità, Signore, che tu hai fatto, se non avessi fatto nemmeno l'uno, verrebbe a noi la voglia di realizzare. Perché è la diversità che mi affascina al punto da essere uno. Allora uno che ama non distrugge la diversità. Se uno dicesse per amore fai quello che dico io, no. Perché una volta che tu hai distrutto la diversità che è nell'altro, il fascino non lo sente. E allora bisogna saper mettere insieme, coniugare diversità e voglia dell'uno. E voi sarete sempre l'immagine di Dio che cammina nella storia. Dove un sacerdote con la sua vocazione non ci può arrivare, non ci potete arrivare. Attraverso anche la vostra stessa presenza dovrebbero sentire gli altri questa santa invidia di vedere due persone che si vogliono bene, che sanno tendere all'uno e sanno essere diversi. Meraviglioso. Allora sì, quell'amore, si diceva che lui dice l'amore è più forte della morte. Supera tutto. Si parla non solo di valpe di fuoco, troppo poco, le valpe di fuoco le lasciano il tempo che trovano. Voi chiedete ai vostri genitori, tutta la loro vita è stata l'amore di mio, non ci credo proprio. Allora di ieri c'è stato, perché no? Però quanto dura l'amore di Dio? Invece il vero amore è un'altra cosa. E prendere consapevolezza che questa casa, questa famiglia, la devo costruire non sulla sabbia, ma non dimentico con la sabbia. Se tu vedi, apparentemente si fanno delle opere d'arte con la sabbia, ma poi arriva la prima ondata di acqua, la prima difficoltà, non c'è più niente. Invece, se questa famiglia la dovete costruire, deve essere sulla roccia. Per noi la roccia che dà consistenza alle nostre decisioni non siamo noi siamo povera cosa. Penso che voi avete sperimentato in 11 anni, chissà quante volte avete promesso e non avete mantenuto, avete detto di sì e poi è diventato no. Noi siamo fragilissimi. Noi se non poggiamo la nostra vita su Cristo, nostra roccia, diventiamo delle canne sbattute dal vento. Anche se diciamo che ci vogliamo bene. E allora dice il Signore, non sciupate il vostro tempo. Questo momento lo sentite forte? Fatelo restare sempre forte. Dice, ma quando ci sono le difficoltà, non sono mancanza di amore. Quando voi sentite che la persona che ti sta accanto magari non è in grado di rispondere così come voi vorreste, guardate che voi avete nelle vostre mani una
un'occasione unica, perché quando si riceve, e chi non è capace di ricevere le gratificazioni, ma tutti, anche uno che non viene in chiesa, ma uno che viene in chiesa e che sa che l'amore vero è dare la vita, anzi quando trovo una difficoltà che lei o lui non mi risponde in questo momento, allora prendo io l'iniziativa e un altro giorno dico prendi la tua quando io sarò a terra, allora cresce l'amore. Ma nella prova uno dice all'altro guarda io ti ho sposata, dice non perché ho fatto i calcoli miei, ma perché ho fatto un dono della mia vita, anche se oggi non ricevo nulla, sono io che mi faccio dono, un altro giorno ti farei dono per me. E allora non c'è nessun istante che può essere vissuto senza amore, anzi nella gratificazione è una spinta che riceviamo, perché la gratificazione è un aiuto, ti fa volare. Quando invece c'è la difficoltà ti fa entusiasmo ancora di più, perché dici guarda un po', oggi posso dire a chi mi sta accanto che veramente io amo, anche senza ricevere, e divento più credibile, l'amore che mi faccio. Rinnoviamo ora la nostra fede nel Cristo, credo, ma perché questo è sicuramente un atto di fede quello che voi state compiendo. Noi lo diciamo insieme il credo perché vogliamo che sia un atto di fede quello che sta per avvenire. Credo che non solo il Padre, il creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo che non solo il Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio che c'è Dio vero, Dio vero, generato, creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di noi tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo del Figlio. Credo in Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ora, il Signore mi pone delle domande, sono delle domande semplicissime, ma credete, testimoni, parenti, amici, stanno ad aspettare questo posto sì. Tutte le più grandi realtà si esprimono attraverso delle risposte, sarà un sorriso, sarà una stretta di mano, un abbraccio, un sì, ma è un sì che ci impegna per tutta la vita. La prima domanda che il Signore mi pone attraverso me è se siete liberi o costretti da qualche cosa. Ma io penso, no, che costretti? Ma non lo potrete dire nemmeno domani, nemmeno quando vi arrabbiate, non andate mai a casa dei vostri genitori a parlare male, perché come vincono a casa vostra, dice come? Sei stato fidanzato 11 anni, possibile che adesso ti lamenti? Quindi non andateci dopo, non date questa sofferenza ai vostri genitori. Invece risolvete sempre i problemi tra di voi, siete uniti e non esistono scocce, esistono dei genitori che devono difendere entrambi, anche nei momenti che ci possono essere di difficoltà, di niente. Quindi prima di domanda se siete liberi o costretti da qualche cosa. Poi l'altra domanda è se avete voglia di essere a immagine di Dio, capaci di vederne bene sino alla fine, senza misura. Invece il mondo queste cose non le comprende più, ci stiamo insieme finché va bene. Non è possibile questo fatto per noi credenti. L'uomo non si va da ciò che Dio non dice. Questo è chiaro per noi credenti. Chi non ci crede non è chiaro. Poi l'altra domanda, se siete disposti ad accogliere la vita come un dono di Dio.
che sappiamo rispettare non abbiamo, vai a vai noi che sappiamo rispettare gli animali, soprattutto gli animali, e poi non sappiamo rispettare la vita dall'inizio alla fine, perché anche qui siamo sempre di tutti i colori, dall'inizio siamo felici, poi strada facendo non sappiamo accogliere, attraversiamo i mari, muoiono un sacco di bambini, di persone, non ci importa più di tanto, ci siamo abituati. Alla fine, se noi diventa anziano, come andiamo in una casa di riposo, magari qualcuno guadagna più e bastona pure gli anziani. Guai a chi tocca un cane, è una grande cosa. Vuol dire che abbiamo scoperto che siamo tutti creature di Dio, e soprattutto rispettiamo le persone umane. Questo non è scontato. Bene, allora direte il nostro segno. Stefano e Carlo, siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Stefano e Carla, siete venuti a celebrare il matrimonio in piena libertà, consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Stefano e Carla, siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi una mano onesta ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io Stefano accolgo te, Carla, come mia sposa, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia di Dio, nella salute e nella malattia, e di amarti e darti tutti i giorni della mia vita. Io, Carla, accolgo te, Stefano, come mio sposo, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e darti tutti i giorni della mia vita. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. Ora il sacerdote dirà un'altra frase di Gesù, dove tutti quanti iniziando a voi direte anche che vuol dire sì, ma lo diranno anche i parenti, gli amici, tutti. Perché lo diranno anche loro? Perché proprio loro che oggi lo festeggiano può capitare in un altro giorno che con una parola di zizzania mi fanno passare una giornata nera di quelle che ho viste. Allora in quel giorno voi dovete dire loro, ti ricordi che in chiesa hai detto amen per la nostra gioia e oggi perché non lo fai? Bene, il Signore dice così, l'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Rispondiamo tutti amo, voglio sentire. E accogliamo questa famiglia con un applauso di gioia. Anche senza gli anelli sono l'aspetto visibile, quello che si vede fuori, ma io posso portare anche l'anello e non lo bruciare. Noi invochiamo la benedizione di Dio perché se dobbiamo portare dei segni siano portati con coerenza di vita. E ci sono gli anelli. Invochiamo la benedizione di Dio su questi anelli. Il Signore benedica questi anelli che vi donate come segno di fedeltà nell'amore. Siano per voi ricordo vivo e lieto per Cristo nostro Signore.
segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Stefano, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E adesso ci ricordiamo, Signore, perché ne abbiamo tutti bisogno. Tutti diciamo di essere forti, ma senza la forza dello Spirito noi siamo poca cosa. Però Dio ama anche la nostra pochezza, la nostra fragilità, se si è fatto uomo come noi nella fragilità, perché vuole dare a noi la sua santità. Diciamo insieme, ascoltaci. Preghiamo per Stefano e Carla che oggi hanno realizzato il loro sogno d'amore che coincide con il sogno di Dio, con il disegno di Dio, possano veramente tradurlo giorno per giorno in testimonianza viva, sia a casa, sia nel lavoro, dove si trovi. Preghiamo. Preghiamo perché questo amore includa anche il perdono. Noi di solito il perdono crediamo che sia o ci si ama, io devo perdonare, invece no, vuol dire io ho fatto della mia vita un dono, perdono, e quindi quando c'è da perdonare ti chiedi di Dio. Quindi perdonarsi deve essere parte integrante dell'amore. Preghiamo. Preghiamo perché possiate sempre rispettare la diversità che è nell'altro, perché il Signore che ci ha fatto diversi l'uno dall'altro. Guai a noi se massifichiamo tutto, non c'è più la gioia di vivere. Preghiamo. Preghiamo perché sappiate anche rinunciare a una parte di voi stessi per fare spazio all'altro. Rinunciare per amore non è niente di negativo. Tanto è vero che oggi voi sentite la gioia di farvi dono, di rinunciare. Nessuno sta a pensare a prendere dall'altra persona, ognuno sta a pensare a farsi dono. E questo non lo sentite come peso, come fatica, ma come gioia. Preghiamo. Preghiamo per i genitori. Oggi loro sono contenti di realizzare finalmente dopo 11 anni, però sicuramente una vena di sofferenza ce l'hanno, perché la via di casa sembra una persona. Quindi dipenderà da voi saper rispondere con tutto l'amore che loro hanno usato verso di voi, non facendo mancare la vostra presenza, il vostro sorriso, il vostro grazie, che si dice in tutti i modi. Preghiamo per i genitori ancora perché lasciano liberi Stefano e Carla di realizzarsi a modo loro, perché di solito voi siete sempre i ragazzi per loro, voi non crescete mai, ma per i genitori è così, non vi meravigliate, non vi spaventate, però loro devono rendersi conto che ormai dovete volare da soli. Preghiamo per le famiglie qui presenti, perché oggi voi state dando l'occasione a loro di ricordare il loro matrimonio e quindi possono chiedersi se vivono secondo il sacramento che hanno ricevuto, oppure c'è da rettificare qualche cosa, da restaurare qualcosa, prima che tutto vada a rotolo. Oggi ne vanno tanti a rotolo. Preghiamo. Signore Padre infinitamente buono, ascolta la nostra preghiera, non guardare mai ai nostri meriti perché non ne abbiamo. Noi contiamo invece sulla tua infinita bontà e sul fatto che tu puoi contare su di noi. Fai in modo che noi non abbiamo mai a deludere né te né la persona che ci vive accanto né tutti coloro che abbiamo invitato nella Chiesa. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Sì. Amen.
Accogli, Signore, i doni delle preghiere che ti presentiamo per Stefano e Carla, uniti nel piccolo santo, questo mistero che esprime la pienezza della tua carità, custodisca per sempre il loro amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente questo buono e giusto nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito con il tuo popolo un patto nuovo, perché in Cristo, morto per la nostra redenzione e gloriosamente risorto, l'umanità diventi partecipe della tua vita immortale e coerede della gloria dei cieli. Nell'alleanza tra l'uomo e la donna ci hai dato l'immagine viva dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e nel sacramento nuziale riveli il mistero ineffabile del tuo amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Diciamo insieme: e il Signore Gesù dona la vita per noi. Mistero della fede.